Akragas nel girone A e 9G nel girone B sono dunque meritatamente promosse in Serie D. Questo è il verdetto emerso l'ultima giornata del campionato di eccellenza. In base ai risultati dell'ultimo turno, l'Enna, 69 punti, va in finale playoff del girone, mentre la semifinale dei playoff la giocheranno la Pro Favara, che ha di punti ne ha 62, e il Don Carlo Misilmeri, che di punti ne ha 55. La Mazzarese, quinta classificata con 53 punti, resta fuori. Ai play-out ci vanno la Leonfortese con 32 punti, Cus Palermo 26 e Marineo 31, Gela 29. Retrocesso direttamente invece la Parmonval. Comunque, vediamo un po' di riepilogare i risultati dell'ultima giornata di questo girone A di eccellenza. Mazzarese Cus Palermo 5-3, Parmonvalle Misilmeri 0-2, Pro Favara Enna 0-0, Marineo Leonfortese 1-0, Casteldaccia Mazzara 2-0, Castellammare Gela 3-1, Acregas Resuttana 2-0, Nissa batte Sciacca 5-3.